la prima scena da parte della Croce Rossa, degli operatori polivalenti di salvataggio in acqua OPSA. Primo scenario, c'è l'avvicinamento della moto d'acqua e quindi contemporaneamente anche l'avvicinamento dell'imbarcazione con tutti gli operatori a bordo. Ci sono 2 pericolanti in acqua, sono 3 soccorritori, un soccorritore con rescue tube, un altro soccorritore con il giubbotto e il collare. Ecco la spinale per il terzo soccorritore. Un salvataggio intanto del codice verde, che è una persona cosciente, mentre per il secondo salvataggio c'è un codice giallo, c'è l'utilizzo della spinale per immobilizzare l'infortunato, c'è l'aiuto per il sollevamento e l'imbarco a bordo della spinale. Anche i soccorritori salgono assieme. Ecco l'imbarcazione che raggiunge la riva. Ecco che la squadra degli operatori adagiano la spinale con l'infortunato completamente bloccato e salvataggio concluso con successo. Sta partendo lo scenario delle unità cinofili, dove il cane traina. Ettore che ha individuato la riva, bravissimo Ettore. Eccolo. Per favore barche in blocco, ascoltatevi. La respirazione, la RCP, massaggio cardiaco, il BLS, con a disposizione anche il DAI defibrillatore in caso di bisogno, 15, pallone AMBU, 20, 25, massaggio cardiaco continua. analisi del ritmo in corso, via tutti. Voi via tutti, scarica in corso, via io, via voi, via tutti. È necessario durante la scarica allontanarsi. Ecco l'infortunato riacquista, inizia a respirare, quindi viene messo in posizione di sicurezza per liberare le vie respiratorie aeree e quindi dargli la possibilità di riprendersi.